Oggi qui a Conegliano abbiamo presentato il bilancio di missione dell'anno 2018. È stato per noi un evento importante perché il bilancio di missione è lo strumento che noi utilizziamo per presentare ai nostri stakeholder la missione, o meglio, come la missione che ci siamo dati. Essere casa e famiglia per tutti coloro che incontriamo attraverso l'attività di cura, riabilitazione, ricerca e formazione si concretizza. Credo che l'importanza di questo presidio, come delle altre sedi, sia proprio data dal fatto che sempre in questi 50 anni noi abbiamo incontrato un territorio generoso che ci ha accolto, che ci ha dato la possibilità di sviluppo, ma che è entrato con noi in un dialogo interessante, interessato, in senso positivo, proprio perché è stimolato da dei bisogni reali. Questo incontro di generosità è diventato generativo di speranza e solidarietà per tutto il territorio della regione. Di fatto si parlava prima di fragilità, no? Non c'è nulla di più fragile di un bambino e non c'è nulla di più fragile di un bambino che ha dei bisogni di natura sanitaria. È proprio prendendosi cura dei più fragili che secondo me si contribuisce al miglioramento generale della società. Ci sono diverse accezioni di ciò che significa una società felice. Io credo che il livello di civiltà e di felicità di una società si misuri proprio sul livello di felicità e di soddisfazione delle persone più bisognose di attenzioni. Quindi se riusciamo a elevare quel livello contribuiamo in maniera significativa anche a creare una società migliore. Mi rendo conto che è un'affermazione un po' ambiziosa, ma è un'affermazione in cui credo, è proprio prendersi cura di chi ha più bisogno che rende le persone migliori, il mondo migliore. Ci siamo sempre sentiti scelti quando abbiamo scoperto che nostro figlio avrebbe avuto delle difficoltà, delle limitazioni nella sua vita, però non ci siamo mai lasciati andare così dalla tristezza, ecco, anzi siamo finiti qua vicino alla famiglia e abbiamo trovato questa bellissima struttura che, oltre ad offrire a nostro figlio una struttura, diciamo, di riabilitazione, di scuola, di accoglienza, aiuta tanto anche noi genitori che abbiamo bisogno di un po' di attenzioni, di scambiare delle idee, delle esperienze con altri genitori, anche con i medici. Ci sentiamo protetti qua dentro. È stata, secondo me, una fortuna molto grande trovare questa accoglienza qua per nostro figlio, perché ci sentiamo accolti anche noi.